raga, ciao a tutti dal Comandone veneziano. Siamo su Flash 2020 e la tappa di oggi è una tappa tutta spagnola da El Prat Barcellona al Barajas di Madrid. Sono 34 minuti, 261 miglia, tappa velocissima, però di collegamento perché poi da Barcellona andiamo a Valencia e poi comincerà un tour, un mini tour del Nord Africa. Quindi fondamentale questa tappa. Ci sarà anche l'aeroporto di Barcellona che, se non erro, è un aeroporto fatto benissimo. Quindi speriamo non ci siano problemi di lag, non credo, però sarà comunque un aeroporto bello cazzuto. Siamo con la 320 dell'Iberia, condizioni di volo, traffico reale, anche se è un po' curioso. Si riparte dalle 6 di mattina. Ok. Perfetto, raga. Niente, adesso ci spariamo una bella visuale dall'alto con il drone di Barcellona e niente, ci ribecchiamo dopo il drone. Ragazzi, ci siamo, abbiamo visto Barcellona, bellissima, veramente stupenda. Adesso però sono le 6 di mattina ed è buio qui in Spagna e stiamo preparando un po' tutto, stanno salendo i passeggeri, stiamo caricando i bagagli e stiamo portando il servizio di catering. Ho visto in qualche aereo, ecco qua per esempio abbiamo un aereo che sta arrivando, poi è chiaro che va appena toccato sì, ciao, appena le ruote toccano il suolo sparisce. Questa è una cosa che da quello che ho capito che c'è anche su X-Plane, che non ci ho mai giocato, quindi non saprei. Qua c'è un aereo comunque, un po' di traffico c'è a Barcellona. Vabbè, qua aspettiamo un po' il tutto. Ciao. Dobbiamo salire per quota 120, quindi questa è la quota iniziale per il nostro volo da Barcellona a Madrid. Adesso carichiamo un po' tutto e dopo iniziamo le operazioni di rullaggio. Quindi diciamo il traffico reale in volo c'è sicuro, ma io non capisco perché non parte anche, cioè questo è il problema. Mi sono informato su 1000 forum, non trovo ancora risposte però. Vabbè, tanto qua vediamo le lucette spagnole. Siamo con le nostre Iberia, preferivo di gran lunga la livrea vecchia, però accontentiamoci di quella nuova. Adesso abbiamo due tappe con arrivo in Spagna, quindi Barcellona-Madrid e Madrid-Valencia, e poi cominciamo, diciamo, anzi torniamo perché siamo stati al Cairo comunque,
inizieranno un po' di voli nell'Africa del Nord, diciamo. Quindi Rabat, Tunisi, Algeri e così via. Buono, allora loro se ne stanno andando fuori dai maroni. Possiamo... ok. Barcelona ground, Q-Mendes 7, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Grazie. Torna l'autorizzazione, richiedi FR di rollaggio. Q-Mendes 7 with whiskey ready to taxi IFR. Q-Mendes 7 roller, you tender at NEI Presi Della runway 20 via taxi. Vabbè, è troppo bello quando c'è la traduzione italo-inglese, è qualcosa che va al di là, sinceramente. Echo 7 Golf November Sierra. Contatter Latore Solo 118.3 Trio Pronti. Appena prodi. Taxiing hold short runway 20 using Ok. taxiway Juliet 5 Echo 3 Echo 4 Echo 5 Ciao. 6 cross runway 7 left Echo 7. Qua abbiamo, ok, una sterzata a sinistra. Pushcats. Barcelona ground Q-Mendes 7 requesting pushback. Togliamo 7 pushback i freni. Andiamo un attimo in cabina. Ok. Taxi. E ok, guarda che bello. Ok, adesso abbiamo l'esternazza. Stiamo rullando. E dopo vai di sterzatona a sinistra col nostro A320 Iberia. Adesso sto pensando comunque... sta partendo qualcosa? Ma chissà. Adesso vediamo. Comunque sto pensando di fare anche un qualcosa di parallelo al Giro del Mondo, qualcosa in VFR, sto valutando, ma aspetto anche i vostri commenti per capire cosa volete anche voi, ecco. Barcelona ground Q-Mendes 7 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Q-Mendes 7, your request has been transmitted to the operator. Va bene, grazie. Ok. Perfetto, interruzione del pushcats. Eccoci Barcelona qua. ground Q-Mendes 7 requesting the end of pushback. Q-Mendes 7 request to end pushback received. Ok. Giù. Ecco, avevo una macchina che mi passa bene. Allora, ma fai pure. Questo è Messi che sta andando verso non so dove. Questo è il piccolo Messi, questo. Comunque ho visto un aereo della CPU con le luci accese che stava cominciando un qualcosa. Vedremo se sarà così, perché è tutto un po' curioso. Eccolo, cioè, guardate, che cazzo sta facendo? Boh. Comunque un po' di traffico ce n'è qua. Cioè non vorrei che per ottimizzare il gioco tengono sta cosa, che non ha senso, non ha un senso logique, ragazzi. Ma qua ci sono aerei con le luci accese, cazzo. Dobbiamo capire, raga, in questa alba barcellonese o barcelloniana. Lascio sempre a voi la scelta decisiva. Mamma mia, proprio grandino comunque, è il Prat. Però è meglio stare in cabina perché non capisco one cazzo, così, grazie. Stiamo correndo un po' troppo, però. Qua un Vueling, sta arrivando un Vueling, ragazzi, che poi non ha livrea Vueling, però... Tanti aerei stanno... Sono in fase forse preliminare, non lo so. Forse sono più veloci rispetto... Cioè, più reale rispetto
a Flight Simulator X, dove invece praticamente in 2 secondi erano pronti per partire. Non lo so, dobbiamo capire, raga. Adesso sta arrivando un Vueling con livrea non Vueling, perché VLG è Vueling. Di questo ne sono certo. Andiamo in esterna. Così vediamo un attimo. È un po' più veloce, ragazzi, non chiedo venia, ma... Questo dalla Germania probabilmente sta arrivando. Cos'è? Monaco e DDM? Fare Monaco. Sta tentando un touchdown. Qua c'è addirittura... Bello. Dobbiamo schivare una cisterna piena di benzina, molto bene. Noi stiamo guardando qua l'aereo, voglio capire dopo quanto si sparisce. Aspetta, grazie. Ok, è arrivato, bravo. Quindi per essere arrivato è arrivato. Non sparisce più. Hanno sistemato sta cosa. Non che credo. L'aereo c'è ancora, per la verità. Boh, vabbè. Non ho voglia di capire, nel senso che, boh, è strano. Di solito spariscono, stavolta no, bene. C'è anche il traffico, c'è tutto. Forse hanno sistemato con la pace a sto punto. Chissà. Grazie. Grazie. Qmenda 7 Flaps. Qmenda 7 hold short runway 20. Traffic is generic on the runway. Take off. Hold short runway 20 Qmenda 7. Qmenda 7. 1815 exit runway when able. Falling 1815 contact ground on 122.23. Con totale controllo di terra. Ma non l'avevo mai letta questa. Dai che forse... È ancora là effettivamente. Bene. Finalmente qualcosa di positivo. Yuhu! A livello del traffico intendo, Going to 122.23 Boeing 1815. Vai raga, rock and roll. Perfetto. Mamma mia. Qmenda 7 contact Barcelona departure on 131.125. 131.125 for Qmenda 7. Barcelona departure Qmenda 7 is non ci credo. 1,400 feet for 12,000. Panicata assurda ce l'avevamo fatta. Bug vergognoso al decollo che ogni tanto capita. Ora ve lo spiego. In pratica quando c'è sto bug tu non puoi né zoomare così e né cliccare zio Ken, nessun pulsante. Cioè, scusate, ecco. Ed è una roba veramente tragica perché non puoi fare niente. E quindi il mio consiglio è, se avete questo problema qua, di andare su esterna o il drone, cominciare a muoverlo a destra e a sinistra e fare l'imposta in posizione e prima o poi torna normale. Scusate ragazzi, ma è stato un momento di panico importante. Intanto che facciamo un po' di foto. Niente, così è andata, zio Ken. Quindi questo è il mio consiglio. Voi dovete andare su esterna, su drone, muovetelo, portate il drone il più distante possibile dall'aereo e prima o poi si sbaga senza dover uscire o salvare la tappa e dopo riprendere, che è più palloso sinceramente. Fate così e funziona. Però in decollo non me l'ha mai capitato. Se mi succede in atterraggio,
che forse è già successo una volta anche in video, è da panico, però paradossalmente il decollo è ancora più difficile perché ho bisogno per forza di cliccare determinate cose per 280. Non è credo. Comunque il traffico ce l'abbiamo visto, pazzesco. Questa è una cosa molto buona, è rimasto, bene dai. Che ore sono? Le 6:23. Buono. Mi spiace per il panico iniziale, il decollo l'abbiamo fatto, dopo però non potevo far vedere lo sbaggamento di tutto perché ci ho messo un paio di minuti e tante bestemmie. In polacco antico però, sia chiaro, perché tutte le cose le faccio solo in polacco antico. 380. Che bello, quando mi ricordo di mettere Qmenda 7 però è un godimento, Boh. Perfetto, comunque aspetto i vostri commenti per capire cosa fare parallelo al giro del mondo in VFR, se fare un giro d'Italia, vedere determinate tappe esotiche di particolari nazioni. Fate voi, insomma, aspetto i vostri consigli. Crociera 380, tutto molto regolare e niente, anche l'alba è qualcosa di incredibile, non vedo l'ora. Sono uscite nuove livree, comunque sono uscite nuove livree sia per la 320 anche per altri aerei. Il problema è che il fatto che la 320 è di default anche sulla versione base, erano fatte di più per quella, appunto per la 320 rispetto al 787 e il 747, che sono invece per le versioni Deluxe e Premium Deluxe. Adesso vediamo un po' cosa c'è, ne proveremo altre, insomma. Speedbird, bello, me lo godo Speedbird. Ragazzi, possiamo cominciare la discesa a 260. Ok, Maps, vediamo un po' come siamo messi. Ma traffico, ma addirittura sulla mappa. Ma allora forse l'hanno fissata sta cosa. A sto punto comincio a pensarlo. Che hanno fissato il traffico, perché non avevo mai visto, mi sembra, il traffico così anche sulla mappa VFR. Io screenshotto tutto. Sono uno screenshottiano compulsivo, ragazzi, scusate. Ok. 4-0. Ok. Direi che sarà comunque un altro volo notturno, tra virgolette, perché il sole è tutto chiaramente a est, noi stiamo andando verso ovest. Quindi una Spagna notturna. Con Valencia però partiamo alle 8, quindi siamo tranquilli a questo punto di vista. 6.000 mi fa andare giù. Ammazza. Bene. Ok. Sta peggiorando il tempo? No dai, solo una nuvolotta fantoziana, ma niente di preoccupante. Ok, in discesa per quota 6.000. Cioè, boh, non so, se ne sarà troppo rischiamo veramente il contatto. Noi scendiamo a 5.004. Madrid è qua, però è pieno di traffico e sto godendo perché forse l'hanno sistemata.
Speriamo, dai. Prendere e mantenere 5000. Ormai siamo vicini. Siamo molto molto vicini. Traffico non ho mai visto così tanto, quindi probabilmente l'hanno sistemato. Ok. Ma guarda che roba! Qua sembra stato non avere traffico ed avere 52.000 aerei, perfetto. Te lo godi. Però non sta andando giù o no? Ok, 5.000, perfetto. Adesso tra poco andiamo con l'approach. Questi atterreranno tutti qua, speriamo di no, perché sennò so cazzi. 2000. E comincia l'avventura per Veneziano, che sono tranquillo oggi. Oggi andiamo di touchdown regolare. Dai vecchio, su. Tra poco inizia l'ultima virata. Prima. No, guarda, mi rifiuto. Non puoi farmi salire adesso, dai, cazzo. E non vado neanche in go around. Io mi ribello a questa torre di controllo curiosa. Adesso mi dice 5.000, ecco. Scusa, quanto siamo? Ah, ok, siamo 4,9, abbiamo un piccolo problemino. Ogni tanto devo impostare l'altitudine. Ok, viratona. Buono, andiamo di approach. Ok. E adesso valutiamo il da farsi. Io direi anche di cominciare. Ok. Portiamoci sempre avanti perché siamo più tranquilli così. Ci stiamo allineando benissimo, già allineati, adesso manca solo il sentiero di discesa. Ok. Siamo a 5.000, quindi io mi auguro che ben presto ci sia il sentiero di discesa. Ok. Horizontal avvicinamento ILS Whiskey Runway 32 right. Altimeter 29.89er, wind 274 at niner. Barajas Ok. Tower, Q 7 inbound ILS Whiskey Runway 32 right approach. Q 7 Barajas Tower. Abbiamo l'autorizzazione all'avvicinamento. Altimeter 29.89er, wind 274 at niner. Generic 514 exit runway. Uscire dalla pista appena... ma allora rimangono, il traffico rimane.
Ok, io ho l'autorizzamento all'avvicinamento. Runway 32 right. Altimeter 29.89er, wind 274 at 9er. Autorizzato avvicinamento ILS Whiskey Runway 32 right, Q-Menda 7. Q-Menda 7. Ok, il diamantino sta lentamente scendendo. Questo qua, ragazzi, questi sono allineamento e altitudine. Quando questo arriva qua vuol dire che siamo a posto, quindi stiamo andando bene. Adesso deve cominciare il sentiero di discesa. Eccolo qua. Oh yes. Vai raga, siamo pronti ad atterrare a Baracas. Questa la possiamo togliere. Aspetta, aspetta. Vai. E vai. Stiamo arrivando a Baracas Center. Aspettiamo un po', ci facciamo anche la fotina, lo screenshot. E ricordo già che la prossima sarà Madrid-Valencia, 8 di mattina la partenza, quindi ci godremo Madrid alla luce del sole, andiamo a Valencia, che è uno degli aeroporti più belli della Spagna. Purtroppo manca Malaga, in attesa di qualche add-ons, perché purtroppo c'è, con il discorso delle mappe di Bing, qualche aeroporto insomma è rimasto oscurato, tra cui Stoccarda e Eindhoven, degli aeroporti europei diciamo più importanti. Ok, sta scendendo, che è una meraviglia, e noi godiamo tantissimo quando il nostro A320 scende così. Dai vecchio, su. Sta vedendo che il frame rate va perfetto, nonostante sia uno scenario sicuramente fatto da loro, quindi più performante dal punto di vista grafico. Qua abbiamo una E, ok, siamo autorizzati anche all'atterraggio, il traffico c'è, qualche fix c'è stato allora. Ok, chiudiamo qua. Fotina pre-atterraggio. Veloce magari, grazie. Oh yes. Andiamo in cabina. E mo tocca a noi. Iberia Express addirittura. Ok Beppe. Ma mi ha dato la pista più corta in culo, cacchio. C'è un po' di vento. Cazzo. 400. 300. Adesso andiamo, Ok. 60, 50, 40, 30, 20. Ok. Merda. Ok. Ok. Reverse. Touchdown. Touchdown, perfetto.
Godo. 475. 123 decimal Godo, godo, 475, godo. Q-Mend to 7. Ok, aspetta un attimo. Perfetto. Adesso ho bisogno della torre. Verso i gate. Barajas ground, Q-Mend to 7 taxi to the gate. Q-Mend to 7 taxi to gate 3900 using taxiway Kilo Alpha Kilo Charlie Mike Mike Delta Alpha Sierra Delta Juliet. Taxiing to gate 3900 using Va taxiway bene. Kilo Alpha Kilo Charlie Mike Mike Delta Alpha Sierra Delta Juliet Q-Mend to 7. Ok, stiamo arrivando al gate. Abbiamo visto aerei rullare, aerei arrivare, decollare, atterrare. Questa è una buonissima cosa, sono troppo contento. Atterraggio che a me è piaciuto, sinceramente. Ma lunghissimo, è da 30 anni che sto cercando di arrivare al gate, perché si chiama gate, ragazzi, non gate, cioè questa è una cosa importante da dire. Ok. Oh, siamo arrivati. Un po' più pesante sicuramente l'aeroporto rispetto a quelli non fatti da mano, diciamo. Però tutto regolare, insomma. Se pensate che stiamo registrando, in non registrazione è tutto perfetto. Ok. Bellissimo comunque, ma mi ha fatto da Dio. Ok. Ok, boss. Buono, allora, ATC. Bagagli, se li trovano. Q-Mend to 7, could you please send the baggage? Q-Mend to 7 baggage is on the way. Connessione. Barajas ground, Q-Mend to 7, could you please connect the jetway to the aircraft? Q-Mend to 7, the jetway is going to be connected. Ok, Barajas ground, Q-Mend to 7, could you please send the catering truck? Q-Mend to 7, perfetto. the catering truck is on the road. E siamo arrivati. È un po', diciamo, anche c'è tanto traffico comunque, finalmente. Fa un po' più di fatica, però in registrazione è così. Comunque, insomma, nell'atterraggio era tutto perfetto. Buono raga, sotto il comandante veneziano, prossima tappa, Madrid, Valencia. Ciao!